L'aldilà descritto da un'anima defunta a Suor Beghe. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi di una mistica belga, Suor Beghe, che nel corso della sua vita, svoltasi soprattutto ecco nella seconda metà del Novecento, ha avuto tutta una serie di apparizioni e di messaggi da parte di Gesù e di Maria che le hanno, rivelato tutta una serie di profezie riguardanti, gli ultimi tempi e, inoltre Sor Beghe ha, avuto anche apparizioni delle anime del, paradiso e del purgatorio e anche delle anime dannate. In particolare oggi voglio parlarvi di quanto, le anime del paradiso e del purgatorio hanno rivelato a Sor Beghe descrivendogliele, l'aldilà. Ecco, quanto, riportato da Suor Beghe. Mi ha detto un'anima del paradiso: "Nessuno mi deve piangere perché sono felice. Dio mi ha fatto una grande grazia permettendomi di lasciare la terra, perché l'aldilà è infinitamente, incomparabilmente più bello della terra. Sono giunto nell'altra vita, non sapendo quasi nulla delle bellezze straordinarie che avrei visto e che nessuno della terra può immaginare né concepire nel suo pensiero. Le anime sono rapite nell'amore di Dio e questo stato è inesprimibile, mi colma di gioia al di là delle mie speranze. Nell'aldilà c'è una città santa, è la Gerusalemme del cielo. Le sue strade sono d'oro e quest'oro è tanto puro da sembrare trasparente e tutto qui riflette la luce della gloria sfavillante di Dio. Ma la capacità di Dio di purificare non si limita all'oro. Dio purifica tutto ciò che entra nel suo cielo attraverso il sangue di suo Figlio Gesù Cristo. Confessate i vostri peccati. Dio è fedele e giusto e saprà perdonarvi e purificarvi da ogni iniquità. Qui tutto possiede la purezza del disegno divino, la città santa ed anche i suoi cittadini. La gioia più grande è di poter assistere a tutte le sante messe che sono celebrate santamente sulla terra. Noi ci mettiamo in ginocchio al momento della consacrazione e durante tutto il tempo in cui il Signore è sull'altare, nell'ostia santa. Ed ecco quanto invece rivelato da un'anima del purgatorio a Suor Beghe. Grazie per le preghiere che hai detto, esse mi hanno fatto avanzare e mi portano molte consolazioni. Ti domando di continuare a pregare per me e per le altre anime di cui hai l'incarico e che ti supplicano di non abbandonarle. Tu non ci abbandonerai, lo so, ed è un conforto per cui e di cui tu non puoi valutare l'ampiezza.
qui ci manca tutto ciò che desideriamo e il nostro desiderio più realmente necessario è la visione personale di Dio. Pensateci. Oh, ti ringrazio per tutte le preghiere che hai detto per me. Sono salito molto più in fretta e con maggiore facilità rispetto a quando nessuno pregava per me. Ora sono arrivata a un livello dove il fuoco non mi brucia più così forte e le tenebre non sono più così dense. E qui che arrivano le anime di coloro che sulla terra hanno vissuto nel timor di Dio, senza tuttavia esercitarsi alla penitenza e alla mortificazione. Oh, puoi continuare a pregare per me. Ecco quanto rivelato invece da un'anima del purgatorio non cattolica a Suor Beghe. Sono in purgatorio perché non ho voluto vedere un prete cattolico prima di morire e tu me lo avevi proposto. Ora brucio nelle fiamme e mi pento amaramente della mia viltà che Dio mi ha fatto conoscere. E Maria mi rimprovera di non aver avuto l'umiltà di andare dai suoi figli. Desidererei che tu dicessi la Salve Regina e ricordati, Piissima Vergine Maria. Queste preghiere vanno tutte al cuore di Maria e lei si lascerà piegare. Ammiro profondamente San Giuseppe a motivo della sua bontà e santità. Ecco quanto rivelato a Suor Beghe da un'altra anima del purgatorio che si era macchiata del peccato di adulterio. Ah, prega per me. Tu non pensavi che io avessi avuto tanto bisogno di preghiere. Ora so quanto ho mancato ai miei doveri di sposo. Era mio dovere osservare la fedeltà coniugale e io non ne ho tenuto conto per niente durante i miei ultimi anni. Sono nelle fiamme. Ho la sensazione che mi brucino mortalmente, ma resto misteriosamente ben vivo.